È uno scandalo! Uno scandalo, per Dio! Ma lo farò finire io questo scandalo! Signor direttore, aiuto! Professor Toti! Professor Toti! Ma le pare questo il modo di tenere la disciplina? Ma che fa? Ma lo prenda, per Dio! Professore, non vede che sta scappando? 5 mani, presto! Correte in palestra perché è scappato un alunno! Ma giro dall'altra parte! Subito, 5 mani, di giardino, lo blocco, volo, volo! Posso assicurarle, signor direttore, che... che quel giovane non era della classe. Ah no? E chi era allora, professore? Come si trovava alla sua lezione? Risponda! Non lo so, veda, io con la faccia al muro, cioè volevo dire, con la faccia alla lavagna, non ho potuto... E allora mi dica come e da dove era entrato quel giovane nella sua classe? Forse dalla finestra, signor direttore. È entrato e uscito. Ah, dalla finestra. Lei dunque fa entrare chi vuole durante la lezione dalla finestra? No, mettiamo le cose a posto, signor direttore. È anche colpa del portinaio che dorme davanti all'ingresso della scuola, senza badare che si introduce nella palestra. E poi lì le finestre sono così basse, basta alzare un piede e si è subito in classe. Ma scusi, professore, allora lei che cosa ci sta a fare? Oh santo Dio, santa pazienza, ma io con la faccia al muro, cioè voglio dire con la faccia alla lavagna. Niente, io non ho potuto... niente, non si trova, è entrato, non si trova. è uscito da dove sarà entrato, sarà va uscito. bene, basta, 5 mani. Intanto suonate, via, suonate la campana. Suonate la campana, 5 mani, direttore. Io la campana la suono perché me lo dice lui. Non perché me lo dice la lui. campana va suonata all'orario. Facciamo una palestra, facciamo chiacchiere. Allora, va suonata all'orario. Ma io non lo so, guardi, professore, non lo so se si può continuare ancora così. Ma che vuole che le dica? Forse sarà la vivacità con cui faccio la lezione. Sì? Parlavo delle scimmie, spiegavo ai ragazzi, che hanno la coda prensile e che hanno 4 mani. E forse questo li avrò fatti ridere, perché giusto pensano che qui abbiamo un bidello che ne ha 5 mani. Non dite così. E ragazzi, signor direttore, che cosa vuole? Si mettono a ridere, chi li tiene più? Professore, non dica così, perché così mi indispone. È così, bravo, indispone. Ma fate silenzio, 5 mani. Io sto parlando col signor direttore, non vi mischiate, 5 mani. Io non mi mischio se me lo dice lui, no? Se no... Va bene, lui l'ha già detto. Signor direttore, sì. Vogliamo parlare seriamente? Ma perché lei pensa che io adesso stia parlando per scherzo? No, seriamente, se vogliamo venire al nodo, al punto della questione. L'orario, signor direttore. L'orario? Sì, signore, l'orario. Mi arrivano stanchi questi ragazzi all'ultima ora. Oh, santo Dio. Dalle 8:30 seduti braccia concerte all'ultima ora. Vuole che se ne stiano, pretende che se ne stiano come vuole lei. Ha un temperino, scusi? Temperino? Ma che cosa c'entra adesso il temperino? No, per farle vedere se si vuol fare un taglietto piccolo, un dito, oppure lo vuol fare a me, che alla nostra età il sangue è acqua di malva. E consideri, signor direttore, questi benedetti ragazzi che hanno il fuoco nelle vene e friggono. Io li guardo serio, sa, così. Ma quando me li vedo davanti con quelle facce da santi anacoreti, quando so che sotto me ne stanno combinando qualcuna... Spido io, professore, se lei ci sciala così. No, io li guardo serio. Io non lo so, come se non mancassero di rispetto a lei. A me? No, mancano di rispetto al professore. Mi dica una cosa, da quanti anni insegna lei? Perché? No, mi risponda, la prego. 34. 34. E non ha famiglia, vero? No, che famiglia? Oh, per carità, solo io e mia moglie quando c'è il sole. Come sarebbe sua moglie, scusi? La mia ombra a spasso per via. Quando sono a casa il sole non c'è e non ho più con me neanche la mia ombra. E quanti anni? Gliel'ho detto, sono 34. No, di insegnamento, dico d'età. Ah, d'età. 65, 67? Faccia lei. Vabbè, facciamo 70, va bene? È tanto. Oh, non ha famiglia, 34 di insegnamento.
Ma scusi, io non credo che lei possa continuare ancora a provare gusto ad insegnare. Gusto, ma io me le sento pesare sul petto come 34 montagne. Allora, professore, ma perché non si ritira? Che? Ormai ha quasi il massimo della pensione, scusi. Che? Ritirarmi? Ma lei scherza? Dopo quasi un terzo di secolo che porto la croce, il governo mi paga ancora per altri 5 anni, 6, voglio mettere 7, 4 soldi di pensione e poi basta. Che cosa vorrebbe di più? Ritirato, a riposo? Già a sbattermi la testa al muro, vecchio e solo. Vabbè, ma che colpa ne ha adesso il governo se lei non pensò a tempo a mettere su famiglia? Ah, dovevo mettere su famiglia a tempo con lo stipendio che mi ha dato il governo per morire di fame. Io, mia moglie e 4, 6, 8, 10 figli. Vabbè, non esageriamo. Signor direttore, quando uno ci si mette... vabbè. No. Pazzie, signor Cavaliere. E ringrazio il Pace Eterno che volle guardarmi sempre dal farlo. Ma ora sa, ora la piglio. Che? Ora prende moglie? Sì, signore, il governo con me non se la passa liscia. Io mi faccio il conto di quanto potrei ancora campare. Mettiamo 4, 5, 6 anni e prendo moglie, sì signore, per obbligarlo a pagare la pensione, non soltanto a me, ma anche a lei dopo la mia morte. Ma questo sì che è bello, professore. E dunque volete prendere una moglie alla vostra età? Allora mi accorgo che anche lei è come tutti gli altri. Ma che c'entra l'età, scusi, professore? Vede, lei vede la professione e non vede l'uomo. Giustamente sente dire che io voglio prendere moglie. Certo, lei si immagina una moglie e me marito e si mette a ridere. O si inquieta come poco fa credendo che i ragazzi diano la baia a me mentre la danno al professore. Veda, altro è la professione, altro è l'uomo. I ragazzi fuori mi vogliono bene, mi rispettano, mi baciano la mano. Qua devono fare anch'essi la loro professione, voglio dire quella di scolari. Ed è giusto. Ed è giustissimo che diano la baia a chi fa quella di maestro e la fa come me, da vecchio, stanco e seccato. Io mi prendo una ragazza timorata, povera, di buona famiglia, la quale sì dovrà pur rappresentarsi come moglie davanti allo Stato civile, altrimenti il governo non gli pagherebbe la pensione. Ma che moglie, che marito io alla mia età sono e resterò un povero vecchio il quale avrà avuto per altri 5 o 6 anni il conforto di un po' di gratitudine per un bene che avrò fatto alle spalle del governo. E amen. Ma lo sa che lei è un bel tomo, professore. Mi congratulo con lei. Certo, uomo di spirito, Si capisce, perché lei adesso si sta figurando di vedermi cornificato. No, ma che Dio me ne guarda. No. Sono nel conto, sa. Sono nel conto, segnato al passivo in precedenza, ma non per me. Ah, no? No. Se ne andranno in testa alla mia professione di marito, che non mi riguarda se non per le apparenze. Io anzi cercherò di fare in modo che il marito, come marito, le abbia. Questa sì che è più bella della prima. Certamente, signor direttore. Scusi, allora, povero vecchio, che so come potrei aver del bene. Corna ad ogni modo senza radici, perché marito non sono, non voglio, né posso essere. Pura e semplice opera di carità. E se poi tutti gli imbecilli del paese ne vogliono ridere, ne ridono pure, signor direttore, non me ne importerà un bel niente, io sono controcorrente. Giustissimo, professore, dato il principio. E senta, allora li mangeremo presto questi confetti? Guardi, non manca per me. Io cerco, appena trovo, è fatta. Va bene. E allora la saluto, professore, si stia bene. Senta, ma spero mi inviterà alle nozze. Oh, ci mancherebbe, lei, il primo. Grazie, professore. Prego. 5 mani, Sì. cappello e bastone. Sì, volo. Mi scusi, signor
Dica. Non è in collera con medico, perché vorrei andare tranquillo a prendermi le scartoffie. Guardi, come uomo no, ma se devo fare come lei dice, la professione del direttore, allora... Sì. Mi rimproveri aspramente come direttore, purché poi come uomo mi stringa la mano. Eccola qua. E dato il principio, essa ragazzina me la prendo. Ah, Certo, per obbligare il governo a pagarle la pensione almeno per altri 50-60 anni dopo la mia morte. Non se la passa liscia con me il governo, signor direttore, mi creda, non se la passa La liscia. saluto. Io sono un osso duro, Agostino Toti, un osso duro. Prego, signor direttore. Tenga. Ah, mi scusi. E lo fa. Se dice che lo fa, lo fa. vabbè. Vedremo anche questa, 5 mani. Che fa? Le do una spolverata. Con che cosa me la date la spolverata? Pulita? Ho pulito le sedie. Ma per favore, 5 mani, addio. Addio, signor direttore, la scuola è con me è in ottime mani. Se non ci fossi io, questa scuola cadrebbe a pezzi, cadrebbe. Come si farebbe senza di me che mi rompo la schiena dalla mattina fino alla sera per questa scuola? Non si finisce mai. Si sa quando si comincia e non si sa quando si finisce. Per esempio, ora non abbiamo finito. Se ci fossi io, 5 mani di qua e 5 mani di là, 5 mani sotto e 5 mani sopra, e devo fare tutto io. Ma io non è che ho 5 mani, mi chiamo 5 mani, ma 2 mani ho, 2. Ah, signore, ecco qua. Avete finito? Che fate voi? Ancora qua, vai, in quarta e tu subito in quinta, avanti, forza, marciamo, brigate. Che manca per noi? È da un'ora che aspettiamo là dietro a sentire ste porcherie. Zitta, zitta, che c'è il professore di latte può sentire. E che mi senta pure, che gli sta bene. I miei capelli bianchi me li ha fatti diventare rossi dalla vergogna. Maledetta linguaccia, zitta, t'ho detto, vattene subito in quinta e tu sei in quarta, senza fiatare, avanti, andiamo. Il direttore, eccolo là, in terza, in quarta e in quinta, col suo camice in bombis, sputatondo e non fa nulla. Ti ho detto, non fiatare, vai Me subito ne in vado di quinta, là, avanti, sempre forza, da senza sola a fiatare. pulire, A sempre. pulire. E mi raccomando, quando pulisci, quando spazi, chiudi le porte. Le chiudo. Chiudile, che poi mi tocca di respirarmi tutta la polvere a me. Ah. E tu avanti, vattene subito in quarta. No, in quarta non ci vado, papà, mi sento soffocare. Ci vada lei, mi faccia il piacere, io pulisco qua come al solito. Ma qua non puoi, c'è il professore. Oh, beh, lei gli dica che esce, no? Non è che possiamo stare qua tutta la serata ad aspettare che se ne vada. E questo è giusto. Vado. Professore? Professore, per carità, qui abbiamo un sacco di da fare io. Lei lo sa, se mi fermo io si blocca la scuola. Perché... Prego? Vuole parlare con me? Adesso? Ma io c'ho... Ma con tutto il da fare che ho, professore, non lo vedi che lotta la scuola è sulle mie spalle, che se mi fermo io... Ora, per forza con me vuole parlare. Vado, che mi deve parlare. Vedi quanto è importante il tuo papà. Se non ci fossi io, questa scuola cadrebbe a pezzi, ricordatelo. Anche questa è fatta. E tu che ci fai lì? Sto aspettando che esce il professore. E ancora là dentro? E tuo padre dov'è? Sta parlando con lui. Con lui? E che discorsi può avere tuo padre da fare con il professore? Che vuole che ne sappia io? Papà lo prego di uscire. Lui se l'è chiamato dentro per parlargli. E tu ascolti dietro la porta? Io, che vuole che me ne importi? Io aspetto i loro comodi. Tu aspetti, lui parla e lavoro io sola. Mamma, lei ci prova gusto a lamentarsi sempre senza ragione. Ogni giorno non pulisce 2 classi? Bene, le pulisca e salga su. Al resto penserò io.
bello. Mi piace questo discorso. Le pulisco e me ne torno su. E tu che fai? Aspetti qui da sola ogni giorno 3 ore a dondolartela. Sì, tra i banchi, bel divertimento. Il fatto è che ogni giorno perdi 3 ore del tuo tempo qua giù. Ti chiamo e non rispondi, come se ci fosse il vischio. Ma se tocca sempre a me pulire 3 classi, e poi questo è il ringraziamento. Non c'è verso, in questa casa non c'è verso. Poi viene il direttore e si lamenta. A terra è da pulire i banchi, e vedi che fa? Non li pulisce, però ti pulisco sempre io da sola. Ma che diavolo fanno? Papà, e che è? Non esce il professore? Papà, il professore. Ah, no, è di là, che aspetta te, vai. Dove? Là dentro? Sì, là dentro, vai, non avere soggezione, vai. Ma che significa? Significa che vuol parlare con te. Con me? Sì, con te. E gli ha detto forse qualcosa per me? Mi ha detto qualcosa per te. Oh, ma tua madre dov'è? Ah? Di là, ma mi dica, lei ne è contento? Oh, figliola mia, contento. Ma sì che ne sono contento se ne sei contenta tu. Ma bisogna anche parlare con tua madre. Tu lo sai tua madre com'è, Bisogna fare le cose per bene, lei ci tiene, Hai capito? Ah, su, vai. E il professore ti sta aspettando, sai? È tanto buono. Sì, è buono. E io supponevo e mi aspettavo che le avrebbe parlato per me. Ma perché te ne aveva prevenuto? No, l'ho supposto. Ah, l'hai supposto? E allora vai. Vedi che... C'è te professore, è anzianotto. Però è professore. Dico anzianotto che fra poco... Vai, vedi cosa ha da dire. Eccolo che arriva. Oh, mi raccomando. Oh, professore, quanto le sono grata. Che peso, che bacino mi leva dal petto. Che pelle che mi fa. Mi metterei a saltare dalla contentezza come una ragazzina. Bene. Che bene posso farti io, figlia mia? Bene di padre. No, più. Un padre fa bene ai suoi figlioli, ma li ha fatti lui, è suo dovere. Lei è più di un padre per me. Sì, ma tu soltanto come padre considerami e basta, Avessi dico poco 20 anni di meno, ma 70 e quindi padre e nient'altro. Ecco. Padre, sì, lei sarà il nostro vero padre. Avrà bisogno di cura, d'assistenza. Bene, ci sarò io, la curerò io. E lei sarà anche il padrone della nostra casa. E non si pentirà mai del bene che avrà fatto. Ma non parlare così, non dire queste cose, figliola mia, che vuoi che sia quel po' di bene che ti faccio io in confronto a quello grande che mi farai tu, solo a sentirti ridere, contenta e felice accanto a me. Me sola, professore, e saremo in 2 a ridere, contenti e felici. E certo, figlia mia, in 2, tu ed io 2, certo. E Giacomino, professore, Giacomino, che sarà più contento di me e di lei. Giacomino? Quale Giacomino? Scusi, non vuole che sia contento anche Giacomino? Che è Giacomino? Ma scusi, non è stato lui a pregarla di dire una parolina a mio padre per noi? No, tu sbagli, figliola mia. Come sbaglia? Aspetta, oh santo Dio. Oddio, professore, che ha? No, niente, una mazzata qua in testa, preciso, nel battesimo. Dunque, che volevo essere considerato da te come un pace, t'ho detto, vero? Ecco. Sì, professore, mi dica, ma che sbaglio c'è stato? No, niente, aspetta. Agostino, non perdiamo la testa. Non perdiamo la testa. Padre e nient'altro. Non perdiamo. No, niente, figliola, è passato. Tanto per saperci intendere, però, chi è codesto Giacomino che tu dici sia venuto a parlare con me, a pregarmi? Io non ho parlato, da me non si è presentato nessun Giacomino. Ma come, scusi, ma allora lei che cosa ha detto a mio padre per me?
quello che ora ho finito di dire a te, che sono un povero vecchio, il quale per toglierti da codesto stato poteva prenderti con sé come se fosse una sua figliola e basta. Me sola? Figlio mio, vuoi che mi prenda insieme anche questo Giacomino? Sai com'è? Agli occhi del mondo non è una cosa tanto... Ma se come figliola, professore? Sì, come figliuola fra me e te. Ma se devo darti uno stato, capisci che non basterà soltanto che tu te ne venga senz'altro a casa mia, ci vorrà pur bisogno che dobbiamo fare le cose. Non c'è Giacomino? Ma sì, ci sarà questo Giacomino, non dico di no, però lo stato civile, lui non te lo può dare, capisci? Te lo devo dare io. Scusi, professore, io non ci capisco più niente allora. Mio padre mi ha detto che era contento se ero contenta io, per quello che lei aveva detto per me. Ma questo Giacomino spunta ora, salta fuori ora, come io non lo conosco, non so chi è, non l'ho visto mai. Ma come mai, professore? Giacomino De Lisi fu suo alunno. Giacomino Giacomino De Lisi, ora ricordo, certo. Bravo ragazzo, educato, timorato di Dio, rispettoso. Certo, Giacomino De Lisi, quinta B. Sì. E da allora tutti e due? E da allora, appunto. Ma lui mi ha detto che lei gli vuole bene. Certo, sempre gliel'ho voluto di bene Giacomino. Per questo mi ero immaginata che lei avesse parlato a mio padre per me e per lui. Oh, povera me. Che allegrezza in sogno. E ora come faremo? Siamo a punto di partenza. Io che non posso più aspettare. Professore, io non posso più aspettare. Ma perché? Sì. E bravo Giacomino, bravo. Professore, bravo. sono perduta, la prego, mi aiuti. Ma figlia mia, aiuto, ma io che aiuto ti posso dare ora io, figlia? Parli a mio padre, gli dica che conosce Giacomino, che sa che è un buon giovane e che farà di tutto per trovargli un posticino. Ma che io? Per potermi mantenere. E alla fine gli faccio comprendere che non Certo. posso più aspettare, la prego professore, per carità, se no sono perduta, la prego. Ma figlia mia, non fare così, io posso anche dirglielo, se tu vuoi. Certo, posso anche dirlo. Ma tu pensi che lui vorrà dare ascolto a me? Ma certo, lei è professore qua. Ma che professore, lascia stare, professore, come professore l'hai visto, non mi considera assolutamente, mi calpesta proprio direttamente. E poi tu credi veramente che tuo padre possa pensare che io sia nella condizione di trovare un posto per Giacomino? Ma non lo penso io un posto per Giacomino. Non importa, provi a dirglielo, forse di lei si fiderà. Ma che si fiderà di me? Se per lui, figlia mia, il posto è tutto. Tanto è vero che era contento per me. Come per lei? Sì. Siamo giusti, figliuolo. Siamo giusti. Siete ragazzi e non considerate tante cose. Oh santo Dio. Ti sei messo con un giovanotto. Buono, non dico di no. Educato, timorato di Dio, volenteroso, ma senza arte né parte. Spiantato, come vuoi che ti mantenga? Io penso che non hai i mezzi. No, penso, sono sicuro che neanche la voglia. E senti, figlia, le campane di questi tempi? Conché? L'amore mangia, non si mangia. Ora, come farete a mettere su famiglia? C'è anche un bambino per via. La cosa era già complicata con questo Giacomino. Vabbè che tanto per me, o prima o dopo, meglio prima che dopo. Ma ora si complica di più. Non ci bastava Giacomino, anche un Giacominino. Vuoi che diventi padre e nonno tutto in una volta? Figlia mia. Ha ragione, professore, non avremmo dovuto farlo, ma adesso non sappiamo uscirne come nessuno dei due. La prego, mi aiuti. Ma sì, figlia mia, certo, ora che ti sei confidata, io lo so, niente, non avere paura, ci sono io, qua vi aiuterò.
Vediamo come, ma vi aiuterò, non mi tirerò indietro. E vabbè, padre e nonno. E più di così. No, questo non è possibile, professore. Ma tu dici per me? Oh, non l'hai sentito che cosa ho detto al signor direttore poco fa? Perché ora forse, figlia mia, forse ora un poco di bene te lo posso fare veramente. E se tu vuoi potremmo vivere tutte e tre insieme con il bambino, anzi un bambinuccio al quale poter dare la mano da nonno. Non c'è migliore compagnia per avviarsi alla fossa. È Giacomino, professore, è Giacomino! Figlia mia, ti posso dire anche Giacomino, Giacomino, tu è Giacomino. No, professore, lei mi fa vampare dalla vergogna. Ma che vergogna, non lo devi dire neanche per scherzo. Tu devi considerare come se io fossi tuo padre. Oh. Tu dici Giacomino e io ti rispondo che sì signore, ci sarà anche Giacomino, ma io non lo devo sapere. Oh. Cioè, io lo so, ma deve essere come se non lo sapessi. Antico scolaro, vecchio amico di famiglia, e potrò volere bene anche a lui come un figlio, o no? Ma no, professore, lui non acconsentirà mai. Questo può essere per me, per aiutare me, ma non per lui. Lui non accetterà mai. Ascolti, l'aiuto che mi aspetto da lei è un altro. Ed è quello che le ho detto prima. Parli, mio padre, e lo persuada a farmi sposare Giacomino. Aspetta, perché non c'è più tempo. Io vado di là con le scuse della pulizia, perché deve venire lui. Chi? Lui? Giacomino qua? Viene quasi ogni giorno a quest'ora. Oggi credo Stai che non attenta, sarebbe venuto perché doveva parlare con lei. non te ne Vada, andare. parli con mio padre. Un minuto, La prego, fatti mi aiuti, parlare. la prego, la prego, la prego, Aspetta la prego, che te ne vai, Giacomino, quello che deve nascere, io, madonna mia, 1, 2, io, e questi sono 2, Giacomino 6, Giacominino 4, madonna mia, famiglia numerosa. Dove sei? Stai attenta. 1, Che fai? Gioca alla morra? no, niente, mi stavo facendo un conto, così. Lillina dov'è? Ah, Lillina dov'è? se n'è andata. E lei? Che ora me ne vado anch'io, che devo fare io? Come se ne va? Sì, Ma scusi, non le ha parlato? sì, ne ho parlato. Che cosa le ha detto? Che cosa? Che cosa? Tutta la giornata, lavoro solo io. Ho da parlare col professore. Allora? Sentite, cinque mani, tanto per fare un discorso breve, saperci intendere e venire subito al rimedio. Chiaro? Oh. L'affare non è liscio. E che viene a dire non è liscio? Oh, santo cristiano, ma se vi ho detto di sapermi intendere, se vi dico che non è liscio, voi che, quando una cosa non è liscia, voi che cosa intendete per liscio? Qualcosa Vediamo. che non è ruvida. No, signore, anche questo, però il liscio è così. Così, uno tira la mano giù così, liscio. Giusto? Liscio. Ora se per caso io prendo questo cappello e me lo metto qua, allora voi capite che non è più liscio, arrivato qua fa gobba. Certo, Fa gobba. Professore, Che c'è? che viene a dire questa gobba? Guardi che di mia figlia si sta parlando. Sentite, cinque mani, che cosa vuol dire una gobba quando si parla di una donna? Potreste anche intenderlo. Non è che ci vuole la laurea in giurisprudenza. Oh, badate come parlate. C'ho questa giacca sola. Quando vuole mia non figlia, mi toccate perché io vi denuncio. Chi ve l'ha denunciato? Chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto? Lei me l'ha detto. Io ve l'ho detto che c'ha la gobba mia figlia. No, lei, la ragazza. Mio figlio l'ho disonorato, vero? Chi è? Ditemi chi è stato. La giacca! Come la giacca? Chi è stato a fare la gobba Ma mia? santo Dio, chi è stato? Sì, parlate, quando è vero Dio. Parla, quando è vero Dio lo ammazzo. Che ammazzate, e poi non ammazzate nessuno, toglietemi le mani di dosso, glielo darete come marito e non se ne parlerà più.
Ma cui? Faccio io a mia figlia, gli do per marito uno che se ne va a fare le gobbe in casa d'altri. Ma che gobbe in casa Ma che d'altri? stiamo pazzi, sì, sentite. Un bravo giovane. Ma non lo che posso bravo assicurare. giovane, me l'ha disonorata! Qua ha infangato il mio nome! No. Il nome di mia madre! Qua! Nella mia scuola! E c'è uomo! Disonorata! Basta! Non vi amareggiate il Questa sangue! è la pulizia che cosa facevi è stato? qua ogni giorno! Che cosa è stato? Disgraziati! Vieni! Disgraziati! Aspettate! Ma che cosa fa? Disonorata! E che vuoi che me ne faccio più ora di te? Ah? Piangi! La tua vergogna, piangi! Non voglio sentirti nemmeno piangere. Vattene! Vattene alla perdizione! Dove volete che vada? E chiaccia che non siete altro, vecchio stupido! Ve la prendete con lei, mentre è vostra la colpa. Vostra, sì signore, non c'è che guardare, vostra, che l'avete mandata. Fin da bambina, qua, in mezzo alle sudicerie che gli alunni stampano sui muri, sui banchi. Pettegoli, tutte e due pettegoli che non siete altro. Vattene via! Vattene via! Non mi sei più figlia! Non ti voglio più! Non la volete più. Me la prendo io. Me la prendo io. Vieni qua, figliola mia. Non piangere. Non piangere, figliola mia, vieni. Ci sono io. Ci sono io con te. Non piangere, Gioia. Non sarai sola, vieni. Vieni, Gioia. Ti aiuto io. Mi consenta, signor direttore, mi consenta, sono subito da lei. Lascia tutto in giro. Ma lei si accomodi intanto. Si accomodi, torno subito. Faccia con comodo, professore. Ecco qua. Il vestitino, non lo so dov'è. Il vestitino non si trova qua, non c'è. Non trovate? Il vestitino del bimbo. Ah, io non l'ho visto, Quello professore. che era da eccolo stirare. qua. Era da stirare. Ah, Mi dispiace. l'ha già stirato il signor direttore. Sa, scusi il disordine, la donna che bada al bambino si è dovuta assentare. Ah. Mia moglie è di là col bambino, insomma, c'è l'altra donna, però mia moglie non si fida ancora a lasciarglielo. vabbè. Lei intanto si accomodi che io torno subito, signor direttore. Grazie, Vado a grazie, posare professore. questo. Ecco qua, ecco qua. Oh. No, quello lo dia a me. Ah, sì. Ci penso io, signor direttore. Questo me la spiego io. Grazie. Ecco qua, ecco. Grazie. Sta comodo. Ecco qua. Che comandi ha da darmi, signor direttore? Professore. Mi scusi, mi scusi. Cosa? Mi scusi, dico. No, scusi lei. Che comandi ha da darmi? Scusi lei piuttosto, perché io sono venuto qui ad importunarla. No, che importunare, vede che è un piccolo malessere della mia signora, niente di... Ah, mi dispiace, ma se lei deve stare di là, professore. No, io- non è necessaria la mia presenza. Ho mandato a chiamare la madre, Ah. perché tra donne si intendono meglio, lei Ho mi capisce? A me non lo vuol dire che cos'ha, ma io già lo so.
piccoli malesseri, ecco. Ma che forse... No, per carità, signor direttore, uno basta e avanza. È un'altra cosa, creda. Ho capito. È la gioventù, signor direttore. Come l'aprile vuole la pioggia, così la gioventù ogni tanto le lacrime. Poi rispunta il sole e tutto torna tranquillo e sereno come prima. Che comandi ha da darmi, signor direttore? No, per carità, professore, che comandi? No, guardi, nonostante la mia situazione sia cambiata da così a così, io rimango per lei il suo devotissimo subalterno. Veramente io, professore, sarei venuto qui a parlare non tanto appunto al professore quanto all'amico. Dica, eccomi qua. E badi, non ho nulla da chiederle per me, o piuttosto sì, ecco, anche per me un favore che le costerà ben poco, professore, almeno immagino, dato la bella fortuna che le è capitata. Per carità, signor direttore, per carità, non mi parli di questa mia fortuna. Veda, mio fratello era in Romania e come lui non sapeva da tanto tempo se io fossi vivo o morto, così io non sapevo di lui se fosse vivo o morto, quindi non posso dire che abbia voluto lasciare tutta questa fortuna, tutto questo denaro a me. Lo ha lasciato perché non se l'è potuto portare all'altro mondo, conoscendo mio fratello. E allora si cercò a che si doveva dare e si trovò che si doveva dare a me, unico erede. Ma non è una bella fortuna, scusa? Ah, certo, come no, una bella fortuna. Ma si esagera troppo, signor direttore, mi creda. Gira voce in paese che io tenga nascosti qui in casa non so quanti danari, ma che? Tutta l'eredità, così come mi è venuta, io l'ho depositata alla banca agricola. Ecco. Ah, ma è una bella somma. Certo, una bella somma, caspita, 140.000 lire, e sono diventato il maggiore azionista della banca, col patto però di mettere una persona di mia fiducia. Sì, questo lo so. Il Delisi. Giacomino Delisi, appunto. Però le dico una cosa, signor direttore, sa, questo sì glielo voglio dire, questo denaro è stato per me, sa, come quando tempo d'inverno i ragazzini raccolgono le foglie secche cadute dagli alberi per farne una vampata, sì. Che se uno anche piccolo si trova a passare l'ombra al muro dalla vampa, vero, proiettata, lo fa diventare alto come un gigante che si alza, dico, se alza un braccio così, arriva quasi al quinto piano. Sì. Proprio così, signor direttore. Io ero nessuno, passavo e nessuno mi vedeva. C'è stata questa vampata dell'eredità e adesso appena alzo un braccio, appena muovo una gamba, ecco che tutti mi guardano, mi guardano con tanto d'occhi e vogliono sapere quello che faccio, quello che non faccio, se proteggo questo, se non proteggo quell'altro. Io mi sono seccato e che? Non posso più fare i comodi miei, dico senza danno per gli altri, si intende? E non le nascondo che certe volte mi verrebbe la tentazione, se non fosse per quel bambino che già comincia ad andare per casa, la tentazione di andare in banca, ritirare quei 140 pezzi di carta, metterli al centro della piazza l'uno sull'altro e di fare una vampata veramente come un ragazzino fa la vampata da fare epoca, ecco. Professore, a me dispiace di aver toccato un tasto così doloroso per lei, ma mi permette un'osservazione? Prego, anzi, mi dica. Mi pare che lei non stia facendo tutto quello che dovrebbe, dato che la malignità del paese, come lei dice, l'ha presa di mira, per ripararsene e risparmiarsi noie, dispiaceri. Ma se non faccio niente, io mi limito casa e scuola e casa. Ecco. Appunto, siamo arrivati alla ragione della nostra visita. La scuola, professore. Si ricorda lei che io 2 anni fa, quando venni a chiederle, lei ne aveva già 34 di insegnamento, di ritirarsi per starsene a riposo? Certo. Se lo ricorda? Come non mi ricordo? E allora non c'era ancora codesta cospicua eredità. Perché adesso non fa questo almeno, professore? No, mai, signor direttore, non mi parli. Mi aspetti, guardi, mi permette di... Non, signore, guardi, di ritirarmi non sento ragione. Guardi, c'è più per me di quel bambino che sta di là.
Le ore che la scuola mi prende sono levate tutte alla gioia di stare con quel bambino. Ogni giorno mi par 1000 anni che suona la campana per ritirarmi io qua a casa a giocare anch'io, a fare il bambino. Ma di ritirarmi, signor direttore, non ne dobbiamo parlare assolutamente. Ma lo sa che la sua è una bella ostinazione, professore, ma se per lei è un martirio. Appunto perché è un martirio. Io voglio rimanere quello che sono sempre stato. La croce la voglio portare fino all'ultimo. Già, ma se adesso non c'è più di bisogno... Questo lo dice lei. Vuol mettere il denaro che sa di stenti, il denaro guadagnato col sudore della propria fronte, con quello dell'eredità, caduto dal cielo così, che se uno se lo mette qua sul palmo della mano e fa così, con un soffio vola via, così come è arrivato. No. Assolutamente. E poi le dico francamente che questo denaro, sa, mi ha portato sfortuna. Sì. E poi, in confidenza, starei troppo in casa ritirandomi dalla scuola. No, bisogna lasciare spazio ai giovani. No, non mi ritiro. Mi dispiace, professore, ma io devo continuare a parlargliene e seriamente. Mi si vorrebbe forse costringere? Non mi scusi, professore, ma si metta almeno un poco nei miei panni. Io dalla mattina alla sera, se sono a scuola, se salgo in direzione, se mi trovo a casa, se esco fuori a fare 2 passi, io sono oppresso, capisce? Io da 2 anni a questa parte sono oppresso, vessato da tutti. Ecco, padri di famiglia, anche estranei che io non conosco, i quali vengono da me a protestare contro il preteso scandalo della sua permanenza all'insegnamento. Scandalo! Sì. Sì? Sì, professore, purtroppo. Mi creda che è una protesta civile vera e propria, generale. Lei la chiama civile? Si reputano offesi di ciò che si sa, di ciò che si dice in paese riguardo la sua persona. E lei come si sente? Lei? No, io non voglio entrare adesso a vedere se ha torto o ragione, professore, però le dico questo. Che lei da privato cittadino, se ha la coscienza tranquilla, può benissimo infischiarsene dei giudizi della gente, ma da professore no, veda, da professore no, perché lei ha detto ad un pubblico ufficio deve tenerne conto, ne ha l'obbligo come ne ho l'obbligo anch'io da direttore. Perciò sono venuto ancora una volta da lei a consigliarle di mettersi a riposo. E di sottoscrivere così a un giudizio iniquo. Ma no, veda... Ma che vedo? Visto che lei non vuol farlo, aspetterò io che qualcuno venga a discutere con me, non su quello che pare, sulle apparenze, ma su quello che è la situazione, la mia coscienza, appunto. Vogliono la guerra? Bene, e guerra sia. No, non mi ritiro, voglio vedere, signor direttore, chi avrà il coraggio di venirmi a dire qua in faccia che io non sono un uomo onesto e che quello che faccio non è fatto a fin di bene. Va bene, capirà, professore, che io sono venuto qui a fare l'obbligo mio d'amico. E io la ringrazio sentitamente. E le prevengo che si minaccia di portare la protesta agli enti superiori. Facciano pure quello che credono. E che se domani, caro professore, dal Ministero mi si chiedesse un rapporto... Lei risponda come crede opportuno, che è venuto qui a casa mia più di una volta a pregarmi di mettermi a riposo e che io ho sempre rifiutato. Stia tranquillo, così lei è a posto. Va bene. Allora non mi resta altro da fare che salutarla, professore. Altrettanto. E augurarle che la sua signora si rimetta presto in salute. La ringrazio, signor direttore, l'accompagno. Non si incomodi, grazie. No, l'accompagno. Piuttosto, professore, rifletta su quanto le ho detto, Ascolta il mio consiglio, si ritiri. L'accompagno, di qua vada. Si ritiri, professore. La porta è questa. E si ritiri. Di qua si passa. Oh, santo Dio. E questo direttore e l'altro di là. E allora? Non me lo vuoi proprio dire che cos'hai, che ti senti?
Gliel'ho detto, nulla mi sento, mi fa male la testa. E non vuoi che si chiami il dottore? Va bene, sì, va bene. Penso anch'io che sarebbe inutile chiamarlo. Per carità, mi lasci stare. Non mi dica più niente, vedrà che mi passerà tutto. 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 Te passa, certo. Non lo vedo come ti passa. Non vuoi confidarti con me? Ma cosa vuole le confidi? Perché vuole tormentarmi? Io tormentarti? Ma io voglio sapere soltanto che cosa è accaduto, cosa è successo. Nulla, glielo giuro, nulla. E allora perché stai così? Perché mi sento male. Come glielo devo dire? Tu pensi che io mi sia rimbecillito, è vero? Aspetta, siediti e stammi ad ascoltare. Che forse questa sarà la ricetta giusta per farti passare questo mal di testa. Tutte queste chiacchiere che la gente fa sul nostro conto ti hanno forse messo in soggezione davanti a me? Fino al punto di farti credere che tu non possa più parlare con me come prima e dirmi tutto ciò che ti sta nel cuore? Guarda che sarebbe l'ingiuria più grave che tu potessi farmi. Il tradimento più brutto, quello di vedere in me ciò che non voglio neanche dire. Io ho mantenuto tutto quello che ti promisi, non mi sono tirato indietro d'un passo. Se c'è chi protesta e chi minaccia, se la gente parla, se la gente... Lasciali fare, hai visto? Mi hanno mandato a casa perfino il signor direttore. Lasciali lasciali fare, ciarle, risa, proteste, minacce. Per me non significano niente. E non devono significare niente neanche per te. Perché lo sappiamo bene. Tu ed io che non facciamo niente di male. E per questo dobbiamo star tutti uniti e aspettare che il tempo mi dia ragione. Non ora, ma presto, alla mia morte, quando vi avrò lasciati tutti e tre, tranquilli, contenti e sereni. Oh, santo Dio. Hai inteso? Hai inteso? Sì, ho inteso. Oh, e dunque parla adesso. Che cosa è accaduto? Vi siete litigati? Ah, che litigati, non ho litigato con nessuno. E allora, perché lui non viene da 3 giorni? Non va neanche in banca da 3 giorni, figliuola mia. Non lo so. Ma qua deve essere accaduto qualcosa di grave e tu devi dirmelo. Facciamo una cosa. Visto che non lo vuoi dire a me, lo dirai a tua madre. Mia madre? Sì. Ha fatto venire mia madre? Ho fatto venire qua tua madre. Ma io non voglio parlare con nessuno, lasciatemi in pace, lasciatemi in pace. Vengo. Oh, avanti. Signori suoceri, accomodatevi. Signora, prego, avanti, accomodatevi. Toglietevi il cappello, accomodatevi. Grazie. Questo non è posto per noi da star comodi. Se posate il cappello. Non mi tolgo niente io. Allora, voi, signora, toglietevi il cappello, posate la levetta. Insomma, accomodatevi. Non mi tolgo niente. Niente, non si tolga niente. No. E per sua norma, io il cappello me lo tolgo soltanto a casa mia. Bene. E siccome qui non sono a casa mia, io né mi tolgo il cappello e né mi siedo, chiaro? Esatto, no. Ecco. Va bene, questa qua è la casa della vostra figliuola, che sia chiaro. E se voi fino a questo momento non l'avete voluta considerare come casa vostra, io non ho che farvi. Ecco. Marianna, alzati, mettiti il cappello e andiamo. Ma che cosa state dicendo? Ma siete pazzo, Che cosa vi ho detto? Finiamo, che qui abbiamo ben altro per il capo oggi. Sedetevi, discorriamo. Discorriamo? Discorriamo. Lei? Sì. Vuol discorrere lei? Certo. Lei prima deve stare a sentire il discorsetto che abbiamo da farle noi. Ah. A te,
Attacca! Attacca, Rosa, va bene, ho capito, va bene, abbiamo capito. Ma sentiamo questo discorsetto, sbrighiamoci per l'amor di Dio. Qua siamo, qua siamo. Oh, qua siamo. Tanto io quanto mia moglie, io e mia moglie... Va bene, ho capito, andate avanti, proseguite. No, lei non ha capito perché io e mia moglie siamo marito e moglie per davvero, con tutti i sacramenti. Sì, sì. Prendi il certificato. Ma che cambia il certificato? Che fa? No, abbiamo il certificato Sì, che va attesta bene, che va siamo bene, marito e andate moglie. avanti. No, perché... Perché? Dunque, io e mia moglie, le trovate il certificato? Lascialo stare. Abbiamo messo piede qua dentro soltanto il giorno dello sposalizio. Dio sa quello che abbiamo patito. Voi? Quando? Perché? Che potete? Ah, quando dice? Perché dice? Ma ora stesso. Ora. Sappia che con tanto d'occhi ci ha guardato la gente davanti a tutte le porte, affacciata a tutte le finestre, vedendoci venire qua. Venire qua, ebbene, vi ha guardato, la gente vi ha guardato. E poi... Ma Marianna, per favore, stai zitta, si era detto che parlavo io. Un momento, Cinque Mani, prima di tutto voglio sapere una cosa. Vi ho detto sì o no? Non so quante centinaia di volte a scuola di venire qua con vostra moglie, qua, e venire a vedere come stava la vostra figliuola. Me l'ho detto? Me l'ha detto. Ecco, bravo. Me l'ha detto. Vabbè, ma c'è che... E chi vi ha proibito di venire? Che Ce l'ha proibito. Ma che c'ha questo? Ma guarda Dio. Vabbè, per cortesia, si era detto che parlavo io. Marianna, per favore, me l'ha detta linguaccia. Già che lei mi parla di scuola, egregio professore, allora io le dico che io a scuola, a lei, la saluto per pura e semplice considerazione sociale. Grazie. Prego, perché lo so soltanto io. Io e il direttore, che cosa mi tocca scagellare dai banchi e dai muri tutte le sudicerie che scrivono su mia figlia, cose da fare cascare la faccia a terra, dalla vergogna la faccia a terra. Perché siamo persone che ancora non abbiamo perduto il santo rossore della faccia. Il santo rossore della faccia. Sì, gente, e lei deve sapere che lei è la favola di tutto il paese. E io e mia moglie siamo marito e moglie per davvero. Sì, signor, lo so. Non ci crede. Esci il certificato. Ma non la mettete in croce, lasciatela stare. Io e mia moglie siamo con il paese. Va bene? Siete con il paese, siete, va bene. Siamo gente onorata noi. Sì, ve lo dico io che cosa siete voi due, ve lo dico io. Voi tutte e due siete due asini. Due asini. Vadi come parla perché io sono suo suocero. Ma che suocero, smettetela, suocero. Voi lo sapete bene come e perché mi sono preso la vostra figliuola. Ma se l'è presa perché ha voluto prendersela. E con tutto il cuore me la sono presa, chiaro? Perché se era per noi poteva restare benissimo dove era, che sarebbe stato meglio. Vergogna nascosta, anziché pubblica come lei l'ha ridotta. Ma lo sa che non possiamo più uscire il naso fuori dalla porta per paura della gente. Avete finito la rappresentazione? Vi siete sfogati, vi siete liberati. Posso parlare io adesso? Ecco. Che fini, che sfogati. Guarda. Che se ha parlato lei, devo parlare a te, attacca e poi ha parlato lei. Devo parlare io. Ancora. Ancora? Certo. Oh, santo Dio. E mi dica una cosa. A lui, giusto a lui, doveva mettere a guardia degli interessi, a lui, a un ladro dell'onore delle famiglie, a uno che se ne va a fare le gobbe in casa d'altri, a lui io lo doveva dare il posto in banca, giusto a lui doveva mettere a guardia dei suoi interessi. Ora ho capito dov'è tutta la vostra indignazione. No. Il posto in banca. No, non è per questo è per giunta. Ah, per giunta. Non gli bastava che l'ha ricoperto del ridicolo dalla testa fino ai piedi e gli ha dato il comodo che seguitasse a venirla a trovare fino in casa sua. Pretendeva che ci venissimo anche noi insieme con quello. Cose dei pazzi, mi dica un'altra cosa. Mia figlia, che aveva bisogno di un tutore, aveva bisogno di un tutore, dico, con tutto quello che le avrebbe lasciato lei, con l'eredità e
certo, perché lei prima o poi, professore, 100 anni di salute, Va bene, tocchiamo ferro, quando è ora se ne va? l'avrebbe lasciata tranquilla e serena, con la cospicua eredità, con la bella pensione, e mia figlia se le sarebbe goduta, lei insieme al suo bambino, guardata da sua madre e da me. Bravi. Mi pare un discorso logico quello che fate, vero? Mi pare 4 soldi di pensione sarebbero toccati alla vostra figliuola, 4 soldi di pensione, ecco. Non piangere più, 4 soldi di pensione, ne so io. In quanto all'eredità, chi se l'aspettava? Se avessi potuto immaginare che mi sarebbe venuta, avrei preteso che non solo la vostra figliuola, ma qualsiasi altra ragazza avesse voluto mettersi con me per darmi un po' di conforto e assistermi onestamente durante la vecchiaia, aspettasse prima con pazienza la mia morte, per poi poter fare ciò che le sarebbe piaciuto di fare. Ma è venuta troppo tardi questa eredità e così all'improvviso, senza aspettative sicure, chiaro? Quando il fatto era già fatto e bisognava lasciar stare le cose così come erano. Va bene, ma noi non siamo qui solo per questo. Noi siamo qui perché pare che con la grazia di Dio, dico pare, con la grazia di Dio pare che sia tutto finito. Come? Finito? Tutto? Tutto finito. Lo sa tutto il paese. Finito? Ma che dite? Oh, ma che fa? S'arrabbia? Dovrebbe essere contento e s'arrabbia. Tutto il paese. Ma è possibile che debba essere io soltanto a non sapere le cose mie, le cose che succedono a me? Tutte lo sanno, io non so niente. Ditemi subito che cosa è successo. Qua deve essere accaduto qualche cosa di grosso, per questo quella poverina piange da 3 giorni. Che cosa si dice in paese? Sì, fatevi la croce, mandate bacetti a Gesù. Aspettate a farvi la croce, perché ancora qua ci sono io. Ci sono io, sì. I santi sacerdoti, per grazia di Dio. Come i santi sacerdoti? Che c'entrano adesso i santi sacerdoti? I santi sacerdoti. Perché lei non sa che la sorella di lui... La sorella di Giacomino? La signorina Rosaria De Lissi. E allora? Ha messo sossopra tutta la gente di chiesa. Sacerdote per sacerdote. Capito. Le preannuncio che fra poco sarà qua padre Slindolini. Landolina. Padre Frandolini. Come? Landolina. Lindolani. Landolina. Ma chi è questo padre Landolina? Chi è? Come chi è? Il padre spirituale della signorina Rosaria De Lissi. Il beneficiario di San Michele. E vuol parlare con me? Sì, era venuto a casa mia per capire com'era questa storia. Poi ha capito che io non c'entravo nulla. E allora disse che voleva venire a parlare con me. Esattissimo. Fatelo venire. Fatelo venire. Se vuol venire a parlare con me è segno che ancora ha da vedersela con me e ce la vedremo. Ce la vedremo. Voi intanto 5 mani fatemi un piacere. Io Anzi, non no, signora Marianna, andate di là. Figurate. In camera della mia figliuola, della vostra figliuola, di mia moglie, insomma. Andate di là. Io? Sì, voi, sì. Non voglio più vederla io. Oh santo Dio, finiamola. Io mi ripeto ancora, dico finiamola che abbiamo ben altro per il capo. Andate di là dalla vostra figliuola e fatele capire con garbo e con le buone maniere. Cercate di farvi dire che cosa è accaduto fra di loro. Ecco, tutto qua. Io? Sì, voi. Ma lei è pazzo. Come faccio? Lei vuole che io parli di coteste cose con mia figlia. Ma perché mi ha preso? Per una buona madre. Guardate Per come- una buona madre vi ho preso. Guardate come parlate perché è mia moglie, va bene? signore. Perché siamo sposati veramente con il certificato. Vabbè, prima. la volete finire? Vabbè, non c'è bisogno, non cercate niente. Andate, per l'amor di Dio, abbiate un po' di cuore. Muoviamoci, non perdiamo tempo, che non c'è tempo da perdere, che qua le cose si precipitano. Ecco. Che fa? Entro
Ma non parlo. Voi non c'è bisogno che parlate, casomai io sono sicuro che appena vostra figlia vi vedrà, vi butterà le braccia al collo e vi dirà tutto. Quindi andate tranquilli. Un momento, questi ordini, andate di là. Mia moglie, lo volete capire sì o no? Con tutti un onesto Non certificato. so, ora stanno sopra cantarà. Va bene, allora, decido io se deve entrare o no. Sono il marito e decido io. Devo entrare? Entra. Ha parlato Seneca. Se parlerà lei. Con garbo, mi raccomando, come vostro costume. E voi, Cinque Mani, fatemi un altro favore, poi io saprò con voi come regolarmi. Non ci sento da questo E retro. allora parliamo da questo, va? E non ci sento nemmeno da quest'altro. E non ci sento neanche. Io sono un pubblico funzionario, per fortuna, e me lo ricordo e non me ne sono ancora dimenticato. E invece vi siete dimenticato d'esser padre. Vorrei sapere quanti siamo i padri qua. Il meno di tutti, voi. Badi come parla, perché io sono suo suocero, se lo deve sì, ricordare. sì, signore, va bene, lasciamo stare, accorciamo. Siete disposti a farmi un favore, sì o no? Avanti. Parlate. Scendete subito in piazza. E poi? E poi salite in banca. Poi? E poi, ma se vediamo se questo è un muso da far favore. E se voi parlate a poco, e dite, santo cielo, quello che volete, e basta, no? Salite su in banca e cercate di capire se c'è Giacomino o no, e me lo venite a dire. Mi manda in banca. Sì, signore, in Da banca. Giacomino. Sì, E sì. se lo incontro, quello non me lo mangio Lasciate io. stare, se lo incontrate, non mangiate niente. Se lo incontrate fate come la lepre davanti ai cani, scantonate. Certo scandone. Vabbè, ma non lo vedrete sicuramente perché forse ancora non è andato in banca, c'è da 3 giorni che non ci va. Regaliamoli i posti in banca. Lasciamo perdere. È un cruccio che ci avete qua. Sì, no. Ho capito. Comunque, la fate una cortesia, parlate con il cassiere. Sì. Con lo certo. Certo, Ah? certo, sì. No, dico, parlate con lo certo, il cassiere. Ho capito. Oh. Certo, ci parlo. Fatevi dire se per caso ci sono novità, per quando, e me lo venite a dire. E se incontra quello che E faccio? se quando scantonate e me lo venite a Sì, dire. vi faccio il ruffiano. No, non fate ruffiana, ma aspettate, vi accompagno. Vi accompagno. Scusi. Devo aprire la porta. Scusi. Lei ha detto poco fa, questa casa non l'avete considerata mai come vostra. Vero. Ma è casa vostra, casa della vostra figliuola. Sì, signore. Oh, prendetela come se fosse casa vostra e casa mia. Apro io. Oh, padre Flindalili. Padre Lindala. Reverendo, sei reverendo. Per fortuna in questa casa, dopo di me, cominciano ad entrare persone per bene. Prego, reverendo, prego. Grazie. Ecco mio genero che l'aspetta, prego. Grazie, Cinque Mani. Chiarissimo, professore. Reverendissimo, prego, si accomodi. Che piacere. Si accomodi, una visita Grazie. inaspettata. Si accomodi, Grazie. reverendo. Si accomodi. Dove preferisce? Qua? Ecco. Qualsiasi posto per me va bene. Io questa che qua sta un po' più comodo perché lo sento male. Ecco qua. A che debbo l'onore della sua visita. Ecco, professore, vede, avrei bisogno di tutta la sua bontà, riconosciutissima, per carità, non tanto per quello che vengo a dirle, quanto per me, misero servo di Dio, che mi dia il coraggio di parlarle di una cosa molto, molto delicata. Coraggio, su, le metto a disposizione poiché lei me la riconosce tutta codesta mia bontà. Sicuro che lei se ne prenderà tanta quanta gliene potrà bastare per farla parlare. Ah, ma nei limiti della discrezione, si intende. Caro professore, è un caso di coscienza. Coscienza sua o coscienza d'altri? Ma no, di una povera anima cristiana, non so se ha torto ragione, ma non voglio indagare su questo. Neanche lei? Prego? No, niente, pensavo una cosa, parli. No, dicevo di una povera anima cristiana addolorata, professore, offesa da
da certe dicerie pregiudizievoli che circolano in paese a carico del proprio fratello. Ho capito. Lei viene a nome della signorina Rosaria Delisi, sorella di Giacomino. Ma, caro professore, ha fatto il nome lei, non io. Senta, professore. Prego. Scusi, però, tanto per saperci intendere. Se lei vuol parlare di questo con me, prima di tutto si deve togliere i guanti. Ma non capisco, io veramente non porto... Non dalle dita, no, professore, no, non dalle dita. Dalla lingua. Io non ho niente da nascondere e quindi con me si parla aperto, chiaro. Ma scusi, professore, non vorrebbe rispettare il mio sacro ufficio? Ma si tratta di un segreto di confessione? Siamo qui per questo, ma non proprio un segreto di confessione. Si tratta di una povera anima penitente che viene a chiedere consiglio e aiuto al suo confessore. E lei se ne viene da me? C'è il suo motivo, professore, ma se lei non mi lascia parlare... Va bene, non... parli, padre, scusi. Va. Ecco, allora, Parli. parlerò apertamente come lei desidera. Ecco, la signorina Delisi, di parecchi anni più grande del fratello, al quale ha fatto da madre, come lei saprà, sin da bambino, da quando rimase orfano, ora, in grazia di Dio e con ineffabile compiacimento, si è visto crescere sotto gli occhi obbediente, rispettoso, timorato. Padre, a brevi, insomma, io meglio, se mi consente, vero? Meglio di lei lo conosco Giacomino, e meglio di sua sorella. Io sono stato il suo maestro, quindi... E allora, professore, se lei riconosce queste belle doti al giovane, Certo. A mio credere sono segno della buona educazione che ha saputo impartirgli la sorella. Com'è bello finire come un cero d'altare. Non ho capito, scusi. Ardere e sgocciolare, padre. Questa signorina Rosaria Delisi, la sorella di Giacomino. Ah sì, un'ottima persona, per carità, guai, chi ne parla male. Devo dire onestamente che ha saputo educare bene, molto bene il fratello, sì. E come viene allora, professore, che a carico di questo giovane ben educato corrono ancora certe voci in paese? A mio parere è questo, che il giovane, frequentando con una certa assiduità la sua casa, e che la malignità della gente, essendo la sua riverita consorte anch'essa molto giovane... Cerchiamo di abbreviare, pace, veniamo allo scopo, al motivo della sua visita. Ma già ci siamo, caro professore, ci siamo. No, glielo dico io la cosa com'è. Andiamo per le spicce. Mandato dalla sorella, lei vorrebbe che io, per far cessare, per stroncare, per tutte queste dicerie che corrono in paese, pregiudizievoli, come dice lei, verso Giacomino e verso me, pregassi Giacomino di non mettere più piede qua in casa mia. È questo che vuole? No, caro professore, non questo propriamente. E allora no, che no, cosa no. desidera da me la signorina? Cosa desidera? Ecco, le ho parlato del dolore della sorella perché tutte queste dicerie non fanno male soltanto al giovane, ma anche... Lasci stare me. Lei a me non deve considerarmi. Faccia conto che io non esisto. Ecco. Capisco, professore, che lei è superiore a queste miserie umane, ma una povera donna, no. Una povera sorella che dobbiamo considerare come una madre, no. Perché ella soffre, piange, chiede conforto e aiuto, è donna. Che stradacce in questo nostro porco paese. Stradacce? Non appena piove, non l'ha visto? Si formano le pozzanghere d'acqua nelle strade, l'hai visto le vie come... Ma è una cosa paurosa, e poi se continua a piovere, tutta quella mota diventa acquosa, si forma un fango e quasi quasi la gente del paese ci sguazza dentro, ecco, a cuore aperto. No, professore, ma mi scusi, io adesso non capisco come possono entrarci adesso le stradacce. Io porto scarpe di panno, padre.
Lei mi parla di questo gran pianto della signorina Delisi e io non lo so perché ho associato il pianto alle nostre strade quando piove. Ma non ci faccia caso, prosegua, non pensi a me. Ecco, dicevo che ha mandato me per ancora per avere un po' della sua bontà, per supplicarla di un suo gesto. Che cos'è? Ecco, la signorina desidera ricevere, ecco, un piccolo attestato, ecco, un piccolo attestato, ma solo per suo conforto, professore, nient'altro, un piccolo attestato dove si dice che tutte queste dicerie non hanno né potranno mai avere un fondamento di verità. E nient'altro vorrebbe No, da solo me. questo, ma solo per suo conforto, professore, solo per suo conforto. Ho capito. Beh, perché quando ritornare qua a Giacomino, la sorella pensa che questo non dovrà più avvenire, perché lei, da buona sorella, da buona mamma, quale è stata fino a questo momento, gli ha fatto intendere che questo non dovrà assolutamente più avvenire, che Giacomino qua se lo deve scordare, vero? E questo è certo, caro professore, perché questo crede sia proprio riuscita ad ottenerla, certamente. E ora vorrebbe da me l'attestato. Solo per suo conforto, professore, solamente per suo conforto. Ho capito. Va bene. Glielo faccio. Grazie, caro professore. Grazie. Sono... Ma che grazie, 4 parole, frate, dove scriviamo il sottoscritto, Certo. il professore Costino Toti, essendo venuto a conoscenza di tutte queste dicerie pregiudizievoli che accorrono in paese, dichiara che non c'è niente di vero. Così accordiamo tutto il paese, stampiamo i manifesti, li mettiamo a un muro, timbro, film e stiamo a posto. Bene, non caro dubiti, padre, che glielo faccio e glielo mando. Grazie, professore, sono veramente felice e ammirato da questa sua carità fiorita. Mi confondo, allora, guarda. me lo dà l'attestato così lo vado a portare direttamente alla signorina No, Delisi. abbi pazienza, ora non posso scriverlo perché siccome ho il bambino che sta di là, i compiti che devo correggere per gli alunni, però non dubiti che glielo faccio e glielo mando. In serata glielo mando. Allora, lo manderà a me, voglio sperare. Perché a lei, scusi, importunare lei con tutte le cose che c'ha da fare, per carità, lo mandiamo direttamente alla signorina Delisi. Come vuole, professore, io la ringrazio veramente No, di questo ma lei tuo non mi deve gesto ringraziare. di bontà. Assolutamente, Grazie, basta, grazie. l'accompagno, andiamo. Sì. Padre, scusi. Prego. Lei lo sa che Giacomino Delisi era un bravo ragazzo, per carità, bravo giovane, timorato, educato e bene. Ma dico, lo sa che bel posto in banca per me? Caro professore, vuole che non lo sappia questo? E lo sa anche la sorella e mi crede di questo gliene è riconoscente ed è gratissima per questo suo gesto d'amore. Veramente io sono contento di questa riconoscenza che la signorina Delisi ha nei miei confronti. La riverisco, caro professore. Altrettanto io, padre, tante cose, arrivederci. Padre, Sì? mi scusi. Scusi, una domanda, Prego. ci avevo pensato, prima poi me l'ero quasi tolto dalla mente. Un suo parere. Dico, crede lei Sì. che un giovanotto qualsiasi, badiamo, possa non farsi scrupolo, possa non avere nessun rimorso? Dico io, se per caso, per puro caso, intendiamoci, una ragazza da lui sedotta e resa madre abbia poi trovato all'ultimo, dico, un uomo, un povero vecchio, ma lo sai che lei c'ha una bella tosse, pace? Sicuri, si faccia degli impacchi. Signora Marianna. Niente. Non ha voluto dire niente, non ha voluto parlare. Non ha nessuna importanza. Adesso so io cosa devo fare. Visto uscire padre Landolina. dalle che tossiva, tutto. Che è successo? Qua sembra un manicomio. Ma tu da dove vieni? Da un altro manicomio, figlia mia. Sono stato fuori, lasciamo perdere. Lillina dov'è? Niente, di là. Non ha voluto dire niente, non ha voluto parlare. Neanche una parola? Niente, manco una parola.
Cara Marianna, qui è arrivato il momento di prendere una decisione, di prendere la situazione in mano. E lo posso fare soltanto io, che sono il capofamiglia e che sono il padre. Quindi io decido ora quello che dobbiamo fare e si fa. Chiaro? Giusto. Marianna, sai che facciamo? Andiamocene a casa e lasciamoli tra loro, se la Ma no, spiegheranno da soli. aspetta! In questo momento non mi sembra prudente. Aspettiamo un altro pochino, vediamo come si mettono le cose, vediamo se Lillina esce e vuole parlare. Sì, che... Ecco qua. Molto, professore. Allora, intendiamoci. Io vado. Dove va? Vado a presentarmi dalla signorina Rosaria Delisi. Me la sbrigo io. Professore! No, se voi volete venire, seguitemi, attraversiamo tutto il paese insieme. Forza, Ma andiamo. che fa, Ma che professore? vuole, che fa? Che vuole riempirsi di vergogna? Io vergogno, ma Professore. che cosa dite? Ma Che cosa dite? un momento, professore, ma perché vuole mettere una maschera davanti a tutto il paese? Chi? Voi! Io? La vostra è una maschera. Mi creda, signorina, è andata bene, proprio bene, benissimo. Meglio di così non poteva andare. Buono questo caffè. Padre, va bene di zucchero. Ah, benissimo, benissimo. Andiamo per le spicce, mi disse a un certo punto. Lei, mandato dalla sorella, vorrebbe che io pregassi Giacomino di non mettere più un piede in casa mia. Vuole questo? E io gli dissi, ma no, professore, non questo propriamente. Immagino lui allora. Ah, ci restò, non se l'aspettava. Odone, padre reverendo, dia a me. Grazie. Gli sembrava che il più per noi fosse questo, impedire a Giacomino l'andata a casa sua, ma quando seppe che questo per noi era pacifico e che non doveva essere più messo in discussione, mi disse, ma come? E allora? Oh, già, capisco, mi immagino. Sarebbe stato meglio, però, che codesta, benedetta assicurazione se la fosse fatta scrivere sotto gli occhi. Ma io glielo dissi, signorina, glielo dissi. Lui mi rispose dicendo che non aveva tempo, che doveva correggere dei compiti. E poi non mi parve il caso di insistere più di tanto. Bisognava dire la cosa e non darvi peso, ecco. Certo, ma non è per me, padre. È per la ragazza, che vorrebbe averla codesta dichiarazione. Ora temo che ci ripensi e non la scriverà più. No, la farà, ne sono certo, anche per il piacere di gabbarci con niente. E poi, signorina, una cosa l'abbiamo ottenuta con la mia andata a casa sua, che adesso neppure lui mette in discussione che Giacomino possa andare a casa sua. Oh, mi permetta, Sì, prego. padre reverendo, suonano. Vada. Padre reverendo! Signorina, io... Il professore! Lui qua? Proprio Ma come lui, ho fa? guardato dallo spioncino. Ma che cosa vuole? Ma che improntitudine? Ma che uomo sorpasso ogni limite? Capisce? Sì. Non mette in discussione il fatto che Giacomino vada a casa sua ed eccolo che viene lui invece a casa di Giacomino. Casa di Giacomino? Come si fa E adesso? come si fa adesso? Come si fa? Facciamo così. Gli dica che Giacomino non è in casa. Senza aprire la porta, dallo Ma no, spioncino. ma certo, dallo spioncino, come no, dallo spioncino. Capisce, padre? Con che uomo abbiamo a che fare? Certo, un'improntitudine. Ma come? Mi licenziò dicendomi che ne poteva andare via tranquillo, che avrebbe fatto ricevere l'attestato. Ed eccolo qua invece, mandato dalla moglie, certo! Però, signorina, io mi chiedo se infine un uomo così non ci convenga affrontarlo risolutamente anziché... A chi lo affronta?
E chi lo affronta, lei? Io no. Qui ci vuole uno della famiglia. Non lo so, lei, signorina Deliso, oppure Giacomino. No, Giacomino no! Giacomino no! Ma mi dia ascolto, signorina, mi dia ascolto. Adesso perché non è prevenuto, ma se Giacomino dicesse direttamente al professore che è tutto finito, che non si attenti più a venire qua, allora su coraggio lo riceva, vada ad aprire, signorina, vada ad aprire. Lo ricevo! Ma sì, lo riceve, mi raccomando, fermezza, pazienza e non si lasci prendere dall'ira, mi raccomando, fermezza e pazienza. Lei ne ha tanta, signorina. Io, intanto, mi vado a ritirare in camera sua. Padre! Ma cosa fa? Cosa faccio? In camera mia! Ma se mai vada in camera di Giacomino, scusi. In camera... Va bene, vado in camera di Giacomino. Adesso vieni a cercarlo anche qua! Scusi, perché non qua? Giacomino non si è fatto più vedere, per via non l'ho più incontrato, so che non è andato neanche in banca e quindi sono venuto a sincerarmi pensando che stesse male qui a casa. No, sta bene. Benissimo, professore, tanto che non è in casa, come le ho già detto. Signorina Rosaria, lei mi tratta in un modo... Ho forse fatto offesa senza volerlo a lei o a Giacomino venendo qua? Una domanda? Da sé non lo capisce, vero? Capisco, signorina. Capisco. Ho i capelli bianchi e prima di tutto capisco che certe furie è meglio lasciarle svaporare. Io non ho furie! Le ripeto che Giacomino non c'è. Se vuole vederlo e parlargli, mi faccia il piacere di non incomodarsi un'altra volta a venirlo a cercare qua. Verrà lui, Giacomino, a cercare lei, ma non a casa. No, a questo patto. Né più lei a casa mia, né più lui a casa sua. Verrà a trovarlo a scuola, o dove lei gli indicherà. Vede, signorina? E poi lei dice che non ha furie. E qua sicuramente è nato qualche malinteso. E sarà bene chiarirlo di ascolto a me, senza sotterfugi e senza riscaldarsi. Sì, professore, meglio chiarirci. Quanto prima, tanto meglio. Bene, ora sì che ci siamo, veda. E non dubiti che tutto si sistemerà e si chiarificherà nel migliore dei modi. Adesso mi lasci sedere e vado a chiamarmi Giacomino. E Galli! Non c'è! Oh, ma quante volte le si deve ripetere? Scusi signorina, ma a casa sua i preti vogliono parlare con i mobili per caso, con le seggiole? Ma che cosa c'entrano adesso? I preti, le seggiole? Che c'entra? Ecco qua. Io un cappello da prete e quindi io conosco la buona educazione della famiglia. Dì a me, lasci stare questo di padre Landolina. Non lo guasto, per carità, non glielo guasto mica, però non posso pensare che di là padre Landolina sia da solo a parlare con i muri. Certamente ci sarà Giacomino. Niente affatto! Padre Landolina era venuto qui e stava per andarsene. Adesso è di là con... ma insomma... Non stia ad immischiarsi negli affari di casa mia. Io? Immischiarmi? Io non ho mai avuto questo vizio. Gli altri sì, dei miei. E come? Allora, Giacomino non c'è. Non c'è. E me ne devo andare, vero? Ma perché mi vuol fare ritornare? Le ho già detto che non c'è bisogno che lei ritorni. Verrà Giacomino a scuola. Ma perché lo vuole incomodare a farlo venire fino a scuola? Mi scusi, quando ci sono io qua e possiamo parlare tranquillamente e serenamente, io e lui.
Ah sì. Oh, sì, sì, benedetto professore. Signore. Glielo vado a chiamare. Grazie. Così ci chiariamo una volta per tutte. Grazie, signorina, grazie. Già che abbiamo a che fare con un uomo ma così petulante. Signorina. Ma che signorina, lei è il demonio. Ecco, lei è il demonio tentatore. Oh, mamma mia, il demonio tentatore sono io. Come faccio la croce? Con questa o camano manca? Meglio così, va. Ma santo Dio, cosa devo vedere? Giacomino. Chi ha da dirmi, professore? Io mi sento male, ero buttato sul letto. Il capo, vero? Sai, me l'ero immaginato che ti dovessi sentir male. Professore, la prego. Calma. Sono venuto soltanto per sapere se per caso il direttore della banca ti ha detto qualche cosa. No, niente, non l'ho visto nemmeno. Non ci vai da 3 giorni? Non sono andato perché... Non lo voglio sapere. Te lo chiedevo perché ci siamo incontrati per via. Mi chiese di te e poi discorrendo, più e del meno si parlò del tuo stipendio. Io gli feci notare che non è quello che si era stabilito prima, che si era pattuito, e mi ha promesso che ti sarà rivisitato. Ecco. Professore, io la ringrazio, ma... Mi ringrazi? E di che mi ringrazi? Ma mi faccia il piacere. La carità di non incomodarsi più, di non curarsi più di me, ecco. Ah sì, bravo. Non abbiamo più bisogno di nessuno ora, eh? Non per questo, professore. E se lei non vuol capire... Ma che cosa vuoi che capisca? Mi vuoi impedire, scusa? Se voglio farti un po' di bene che te lo faccia. Ma se io non lo voglio? E io te lo voglio fare. Per mio piacere, te lo voglio fare lo stesso. Non sono padrone. Ma guarda un po'. Guarda un po', mi dici che non mi devo più occupare di te adesso, eh? E di chi vuoi che mi curi io? Aspetta, senza furie. Lascia parlare me, dopo parlerai tu. Devi sapere, figliuolo mio, che ai vecchi che non siano degli egoisti, si intende, che abbiano stentato nella vita come ho stentato io a farsi bene o male uno Stato, piace vedere i giovani che se lo meritano farsi avanti per loro mezzo e godono se essi sono contenti, godono se possono risparmiare loro tutti gli stenti provati. Vedi, tu lo sai, io ti voglio bene come un figlio, Giacomino. Ma che fai, piangi? Non mi tocchi! Non mi s'accosti, professore! Lei mi sta facendo soffrire una pena d'inferno! Io? Lei, sì! Io non voglio codesto suo affetto! Per favore, la scongiuro, se ne vada! Se ne vada e si scordi che io esisto! Ma perché? Che hai? Vuol sapere cos'ho? Glielo dico subito. Mi sono fidanzato, professore. Ha capito? Mi sono fidanzato. Come? Come fidanzato? Sì, e dunque basta. Basta per sempre, professore. Capirà che non posso più vederla qui e comportare la sua presenza in casa mia. Mi cacci via? No, ma è bene che lei se ne vada. E quando è stato? Già da un mese. Da un mese? E seguitavi a venire in casa mia? Lei sa come ci venivo. E con chi? Voglio saperlo. Con una povera orfana come me. Amica di mia sorella. Ah. Niente. E si lascia tutto così. Non si pensa più a niente, eh? Non si tiene conto più di niente. Ma scusi, professore, mi voleva schiavo. Schiavo! Io
che t'ho fatto padrone della mia casa. Ah, questa sì che è una vera ingratitudine. E il bene che t'ho fatto, il bene che t'ho fatto io te l'ho forse fatto per me. Che cosa ne ho avuto del bene che ti ho fatto? La baia, le ingiurie della gente stupida che non vuol capire il sentimento mio. Non vuoi capirlo neanche tu. Dunque, il sentimento di questo povero vecchio che sta per andarsene e che era contento di lasciare tutto a posto, una madre, te, il bambino, tranquilli, sereni. Io, guarda, non voglio sapere, non so e non voglio sapere chi sia la tua fidanzata. Sarà, se l'hai scelta tu, sarà sicuramente una ragazza per bene. Ma guarda che è impossibile, Giacomino. Non è possibile che tu abbia potuto trovare di meglio, Giacomino, della madre del tuo bambino. E non parlo dell'agiatezza soltanto, bada. Ma tu, figliolo mio, hai ancora la tua famiglia, dove non ci sono di più che io. Ancora per poco. Io che non conto nulla. Che fastidio vi do io? Io sono come il padre di tutti. E se tu vuoi, per la vostra tranquillità, io, guarda, posso anche andarmene e non comparire più. Ma intanto dimmi, figliolo mio, com'è stato? Come ti si è rivoltato tutto d'un tratto il cervello, figliolo mio, dimmelo. Che vuole che le dica? Come non s'accorge che tutta codesta sua bontà... Tutta questa mia bontà, che cosa vuoi dire? Parla! Mi lasci stare, non mi faccia parlare! No, parla! Devi parlare! Vuole che glielo dica? Non comprende dunque da sé che certe cose si possono fare soltanto di nascosto e non sono possibili alla vista di tutti? Quelle che sa, con la gente che ride. È per la gente. Capisco. E parli tu della gente che ride? Ma ride di me la gente perché non capisce. Ed io la lascio ridere perché non me ne importa un bel niente. Vedrai, figliolo mio, vedrai chi riderà meglio alla fine. E l'invidia, Giacomino, e l'invidia, credi a me, figliolo mio, l'invidia di vederti a posto, sicuro del tuo avvenire, capisci? Se è così, guardi così, se è così, professore, lasci star me. Ci sono tanti altri giovani che hanno bisogno d'aiuto. Che cosa? Che cosa hai detto? È giovane Lillina, sai, ma è onesta per Dio e tu lo sai, nessuno meglio di te lo può sapere. E qua il suo male. Dove credi che sia? Pezzo di ingrato. La insulti ora, per giunta, anche, vero? La insulti e non ti vergogni, non senti il rimorso, tu in faccia a me. Credi davvero che possa passare dall'uno all'altro, così, come niente? Ma che cosa dici? Che cosa dici? Ma come puoi parlare così? E lei invece, professore, lei come può piuttosto parlare così? Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Piango perché mio è il rimorso. Piango perché io ti ho accolto in casa mia. Io ti ho protetto. Io ti ho fatto padrone della mia casa, io le ho parlato di te in modo da toglierle ogni scrupolo d'amarti. E ora che t'amava, pensaci, Giacomino, io sono buono, ma appunto perché sono così buono, se vedo la rovina di una povera donna, la rovina tua, la rovina di una povera creatura innocente, e allora, figlio mio, io sono capace di tutto. Pensaci, Giacomino, io ti butto un'altra volta in mezzo a una strada, io ti faccio cacciare via dalla banca, capisci? Ma sì, faccia pure quello che vuole.
tanto già me lo aspettavo. Ah sì, te l'aspettavi? Ma faccio anche quello che non ti aspetti, sai. Vado ora stesso a prendere il bambino e vado a presentarmi dalla tua fidanzata. Lei questo non lo farà, professore. Non lo farò? E chi me lo impedisce? Glielo impedirò io. Tu? Perché lei non ha il diritto di andare a turbare una povera ragazza. Non ho il diritto? No. E chi te lo dice che non l'ho? Io difendo la madre alla tua creaturina, capisci? Difendo la tua creaturina, la tua, e difendo te, ingrato, che non ragioni più. Andrò a presentarmi ai parenti della tua fidanzata, mostrerò il bambino e chiederò loro se c'è coscienza di rovinare così una casa, una famiglia, di far morire di crepacuore un povero vecchio, una povera donna e lasciare senza guida e senza aiuto un'anima innocente, il tuo bambino, Giacomino, il tuo bambino. Ma non hai cuore, figlio mio, non hai cuore. Oddio! Oddio! Lo dicevo io che non era possibile, Giacomino. Che bene che mi fai, che bene che mi fai, figlio mio. Andiamo, Giacomino. Usciamo, andiamo via da questa casa, non ritorniamo mai più. No, Giacomino, che fai? Giacomino! Non lasciarti trascinare Giacomino! così. Giacomino, dove vai? Giacomino! Io credo! Che crede lei? Lei neanche a Cristo crede!